Oltre 30.000 file di pornografia minorile con bambini, anche molto piccoli, ripresi mentre venivano sottoposti a violenze e sevizie. Responsabile dell'orribile traffico, un uomo di 52 anni di Gorizia che è stato arrestato oggi dalla Polizia Postale di Trieste nell'ambito dell'operazione Web Oscuro. Gli agenti hanno anche denunciato altre due persone, una a Napoli e una a Padova, accusate di aver chiesto all'arrestato di organizzare incontri sessuali con minori di 14 anni. Le indagini proseguono per smantellare l'intera rete di pedofili online. La perquisizione eseguita nei confronti del goriziano, che aveva accuratamente protetto i suoi account e i suoi sistemi con tecniche per rendere anonima la presenza in rete, ha consentito di rinvenire più di 30.000 file pedopornografici, 2.000 chat contenenti richieste di scambio di materiale dello stesso tipo. In questi messaggi l'uomo arrestato proponeva ad interlocutori del dark web cataloghi raffiguranti minori che sarebbero stati disponibili per incontri sessuali dal vivo. È stato inoltre trovato un portafoglio per la gestione delle criptovalute, dove confluivano i proventi della vendita del materiale multimediale raffigurante i minori. Sono ancora in corso accertamenti anche di carattere internazionale per riscontrare l'effettiva disponibilità dei minori proposti nei cataloghi e per identificare gli altri interlocutori dell'arrestato. Anche i due denunciati sono stati sottoposti a perquisizioni che hanno consentito di sequestrare numerosi dispositivi informatici contenenti materiale pedopornografico, oltre agli account utilizzati.